È un grande orgoglio per noi alpini andare su quella città che ci sta aspettando da 2 anni. Per la 93esima Adunata Nazionale degli Alpini, Rimini attende l'arrivo delle penne nere che in massa rispondono presente. Dopo i 2 anni di stop imposto dalla pandemia, torna la grande manifestazione che richiama alpini da tutta Italia, ma anche dall'estero. Attese 450.000 persone, 90.000 le penne nere che sfileranno domenica 8 maggio sul lungomare. Una Adunata si vive un'esperienza eccezionale. Si ritorna a ritornare come essere servizio militare. Dopo si trovano gli amici, si trovano tante persone che ti fanno una grande festa, perciò è un entusiasmo molto grande. E dalla montagna raggiungeranno la costa anche gli alpini della sezione Monte Ortigara, già alle prese con l'organizzazione del raduno del terzo raggruppamento che si terrà dall'8 al 10 luglio sull'altopiano. Queste montagne, l'Ortigara in particolare, calvario dei soldati negli anni tremendi della Grande Guerra e luogo scelto per la prima adunata del 1920, riservano sempre emozioni profonde e intime per rendere onore a chi ha perso la vita in questi luoghi martoriati. La terra sacra degli alpini su quella colonna per non dimenticare che gli alpini e non alpini ci sono stati 30.000 morti. Ci aspettiamo sicuramente le 20-30.000 presenze di penne nere sull'altipiano, perché sull'altipiano è molto sentito, è una terra che è stata molto durante la guerra e hanno dei ricordi molto particolari. Appuntamenti di grande importanza che il gruppo Media Nord-Est porterà nelle vostre case. Domenica 8 maggio vi racconteremo in diretta la grande adunata di Rimini con tutte le immagini del lungo sfilamento sul lungomare romagnolo. A luglio saranno 3 giorni di dirette a partire da venerdì 8 e fino a domenica 10, con approfondimenti e collegamenti per farvi vivere le emozioni degli alpini che tornano sull'altopiano 100 anni dopo la prima adunata nazionale.